Eder. Mech. Pallister. Claudio, come ormai sanno anche i muri, c'è qualche dubbio sull'orologio rosa. A te cos'è che non torna? Ma di tutto e di più ho io come dubbi su quell'orologio. Intanto il dubbio più grosso in assoluto è chi ha detto al dottor Constantinides di chiedere agli uomini che la stavano ravanando, letteralmente l'ho già detto, appena rinvenuta, come poteva sapere lui che lei doveva avere un orologio rosa al polso? Il medico, chi gliel'ha detto? Probabilmente Sebastiano? Domanda. Indipendentemente da cosa può esserci, cioè lei intanto con quell'orologio andava solamente in bicicletta a pedalare, almeno così hanno detto i testimoni, eccetera. O qualcuno gliel'ha messo al polso apposta prima di esporla, e la scalfitura la si può fare colpendolo con un martello, per esempio, volendolo fermare. Non ho idea, io dell'orologio rosa non ho idea, però la cosa che più mi ha colpito da subito si è visto in diretta quando l'hanno trovata, il medico chiedeva ai due operatori che la stavano purtroppo girando, rigirando, vedi se ha il ciuffo bianco, vedi se ha l'orologio rosa al polso, chi ha detto al medico che lei doveva avere un orologio rosa al polso? Domanda a Sebastiano. Quando il 14 Liliana ti chiama alle 8:22, c'era un qualcosa nella sua voce che poteva fare intuire che potesse succedere qualcosa quel giorno? Nessuna, altrimenti io mi sarei comportato diversissimamente già dal primo giorno. Io purtroppo sono rimasto in tacita attesa, cercandola solamente per telefono, se no io andavo a suonare a casa sua con Sergio. Certo, è scomparsa, non era da lei. Era scomparsa completamente, non essendo da lei il comportarsi così. Lei mi chiamava, l'ho detto tante di quelle volte che ormai è un mantra, mi chiamava per dirmi che arrivava 5 o 10 minuti di ritardo rispetto all'ora pattuita, non mezze ore. Io dopo mezz'ora ero già in allarme rosso. Ma Liliana ha detto a Sebastiano che se ne sarebbe andata di casa? Io sono convinto che gliel'ha detto, Lilli sono convinto che a Sebastiano ha detto, lui sapeva tutto o quasi di noi, perché ci stava anche intercettando per telefono, lo sapevate? Lo sapevate che Sebastiano aveva collegato il telefono di Lilli con uno suo, un secondario, e le telefonate di Lilli venivano controllate? Scavando negli archivi si è scoperto che poco dopo l'avvento di Gesù Cristo sulla terra, un'amica di Sebastiano, Flavia Puppulina, ha detto che tu ti sei inventato tutto e che loro erano felici. È una fandonia enorme, quella signora è una testimone di oltre 2 anni fa, è un'amica di Sebastiano, non poteva non testimoniare in quella maniera, quella è una bufala tremenda, lei, è chiaro che lei lo ha dichiarato, non si discute, ma Liliana secondo me aveva già parlato con Sebastiano, lui sapeva la nostra storia, di questo sono certo, anche per come purtroppo la storia è finita. Io volevo aspettare, io gliel'ho chiesto e lei mi ha dato ragione, il 16 dicembre perché scadeva l'anno della morte di mia moglie, questo l'ho detto e ripetuto. Dopodiché il mondo avrebbe conosciuto le nostre intenzioni dopo il 16 e allora, lei doveva scomparire prima. Non è un caso che è scomparsa il martedì, che era l'ultimo martedì che lei passava con lui. Ecco, come vedete, lui era fermo qua. Io ho sorpassato e mi sono accostato qua davanti così. E lui lì, sbrigativo, molto sbrigativo, mi ha liquidato. Dovrebbe essere stato 9 di agosto. Mi dà un appuntamento di andare a soccorrerlo. Se io e lui ci siamo scontrati, perché ha cercato di darmi un appuntamento in un posto isolato? Avevo l'unico persona a Venzone che conoscevo che poteva darmi una mano. Ho capito, quindi tu chiami l'albergatrice perché è vicina al punto dell'intervento. Ma allora il 30 com'è che chiami una persona a 100 km dal punto dell'intervento? Ti ricordi quando Pier Giorgio è rimasto a piedi? Avevi tuo cugino che era lì e invece chiami Arturo. Qua ho intravisto l'auto che era qua sotto, col muso verso Venzone. Come scendo sento l'auto che va in moto. Quindi, ed era andato via con mio figlio addirittura. Siamo scesi tutti e due e vediamo questa auto in moto. Quindi al che mi avvicino e gli chiedo, ma tutto a posto? Perché no, tutto a posto, molto, molto sbrigativo, molto veloce nel suo racconto, molto da mandarmi via. Mi sono anche io stupito che non mi ha detto né grazie né niente. Cioè, dopo io e mio figlio siamo risaliti sull'auto e siamo tornati a partire. E ho visto che dietro veniva anche lui, quindi l'auto era a posto. Forse
per farmi del male oppure di tornare a incrementare la dose di minaccia che dovevo stare zitta? Ero in bicicletta, mi sono fermato a dormire lì in un parcheggio che è vicino al ponte di Venzone e non mi andava in moto la cosa. Ho chiamato lei mi ha mandato un signore, adesso non mi ricordo se abbiamo attaccato la corda, una cosa o l'altra, e poi la macchina ha preso in moto e via. Abbiamo visto tutti che questa macchina era ferma sotto un cavalcavia su una strada molto trafficata. Non credo che tu abbia posteggiato la macchina proprio in quel punto per andare in bicicletta, è assolutamente impossibile. Però so che comunque l'auto andava, quindi non ho neanche tirato giù i cavi io per fare eventualmente ponte e quant'altro. Ho cercato di mandarmi via in modo sono stato, questo me lo ricordo benissimo, che era in modo molto frettoloso. Sebastiano, per la 100.000esima volta una tua versione è stata smentita da un perfetto estraneo. Ma no, guarda, io ho sempre sostenuto questo, anche perché la mia macchina a quel periodo là e anche fino a poco tempo fa aveva sto difetto che ogni tanto non andava in moto. Anche attaccando batterie e tutto quanto aveva sto difetto. Io ho anche dei testimoni su questo. E combinazione molte volte, poi a un certo punto prendeva. Ma questo autotrasportatore ti ha aiutato o no? Non dire anche stavolta che non ti ricordi più. Non puoi dirmi così, non dirmi che non te lo ricordo. No, non posso ricordarmelo. Come faccio a ricordarmi? Insomma, se sono rimasto in panna sotto un ponte, ti rendi conto? Dove c'è tutto bloccato il traffico, tutto quanto, la mattina presto. Dove hai lasciato la macchina avresti bloccato il traffico e tu dici che l'hai posteggiata lì perché andavi in giro in bici. Io ho telefonato, dopo lui è arrivato, adesso non mi ricordo se abbiamo cosa o la macchina mi ha preso in moto, poi era pericoloso. Beh dai, ok Sebastiano, Jasmine mente, ma questo lo dice l'autotrasportatore, mente anche l'autotrasportatore? Questo lo dice lui, queste È cose qua. normale, Io penso di scusami, averlo posso ringraziato finire? e salutato. Sebastiano, Queste sono le mie cose, quello che dice lui. Sono cose che dice lui. Io ti dico, molto probabilmente l'avrò ringraziato, gli avrò detto guarda la macchina ha preso in moto, capisci? È quello che dice lui. E guarda, ti dirò di più, cioè tutta questa storia di Jasmina, tutto quanto, lei ha depositato in procura tutte queste cose qua. Se la procura riterrà opportuno andare avanti a trovare delle cose, io sono a disposizione. Però non stiamo qua per parlare di questo, ti prego, perché stiamo parlando di mia moglie che non c'è più. Le cose interessanti sono queste, non le chiacchiere di queste persone. Bisogna stare un pochettino più, non mi posso ricordare. Io ti dico, non credo che io sia andato via così senza salutare, non credo. Non mi ricordo se abbiamo attaccato o non attaccato. Non ti ricordi? Non posso ricordare una cosa. Come mai Jasmine invece di invitarla in un bel ristorante l'ha invitata sotto quel ponte? Io non ho dato, guarda, ritorniamo su quello che ho detto prima. Lei ha depositato tutte queste cose in procura. Bene, se la procura deciderà di andare avanti su queste cose qua, aprire un fascicolo, io sono qua a disposizione. Adesso non sono qua in questa trasmissione, ti ripeto, per parlare di Jasmine, che comunque è una persona che ho stimato negli anni, siamo stati ospiti suoi, della famiglia. Ok Sebastiano, abbiamo capito, Jasmine ti odia e ti vuole semplicemente incastrare. Non lo so, ti dico, queste cose magari quando sarà il momento, l'ha chiuso il discorso. Parleremo quando, se la procura deciderà, parleremo. Adesso credimi, per me non è importante questo. Se per voi è importante, però l'albergatrice ha detto tante cose, ha raccontato tante cose. Per quello ti dico, lei ha detto che la minacciavo. Queste sono cose che comunque... Insomma, ti ha diffamato, quindi tu sicuramente l'avrai querelata. No, assolutamente, io non ho querelato nessuno e non lo farò mai. Perché la vita è così, ognuno ha le sue idee, le sue cose e le sue convinzioni. Se lei ha depositato questo, avremo, quando sarà il momento, io sono a disposizione davanti alla procura. Claudio Sterpin dice la verità. Facciamo un passo indietro. Lui ha raccontato un sacco di cose in tutto questo tempo che ogni settimana si inventa qualcosa, no? Perciò la cosa importante è intanto capire la telefonata delle 8:22.
e soprattutto alla telefonata del giorno prima dei 16 minuti, questa è la chiave di tutto. Non vuole rispondere perché Liliana era braccata da questo uomo, era spaventata da questo uomo, di questa storia d'amore che non esiste. Non abbiamo le prove, non abbiamo le prove di questo. Ma questo è uno scoop, te l'ha detto lei? No, Liliana non ha parlato con me, né con nessuno. L'audio che lui ha tanta fantasia di questo. Ecco. Di che storia d'amore stiamo parlando, dai? Senza una prova, senza niente. No, io la mia prova, la mia storia d'amore con Lily è tutta nascosta. Ma dai, per favore, in tutte le vergognati telefonate. per quello che hai detto, per tutte le cose che hai detto. Vergognati. Stai Capisci? prendendo Facevamo in giro l'amore l'Italia. e tutte queste cose qua. Stai Dai, per prendendo favore. Vergognati. in giro Tu non l'Italia. sai cosa vuol dire quello mi è scappato amare una una volta. persona. Io Tu non hai lasciato- mai amato una donna. E tu lo sai. Non hai mai bravo, avuto tu lo rispetto sai. di una donna. Si vede, specialmente bravo, di mia e lo moglie. sai tu. Capisci? Tu lo Con sai. che titolo parli qua? Con che tu lo titolo? sai, certo. Cosa sei? Da chi sei? Parlo col titolo. Capisci? Questa è col la realtà titolo. delle cose. Chiedilo, quando la trovi, chiedilo a lei. Chi sono? Quando Vergognati. la trovi, quando ci troviamo tutti assieme lassù, Ma dai, chiedilo a perché lei. lassù Chi sono tu stato non io andrai per lei. mai lassù, Ecco, ricordati con tutto quello che hai invece fatto. allora Calci ci il troveremo culo, lassù, ti sta prenderanno tranquillo, su. comunque ci troviamo. Ci troveremo. Io ho sbagliato a darti la troveremo laggiù, mano non perché preoccuparti. pensavo che tu Io fossi invece una chiedo- persona onesta. No, io ho Capisci? sbagliato a dartela, io ti ho tu l'hai dato chiesta. la mano con Tu hai quella chiesto la mano. di trovare Bene. insieme un percorso Eccolo, e io ho insieme, sbagliato a prenderla. non continuando a dire Io ho delle sbagliato a pagliacciate prendere la mano. all'amore di mia moglie. Dai, per favore. Sebastiano, per Non cortesia, posso lasciare facciamo- parlare queste persone. Claudio- Guarda, io sono 2 anni e mezzo che sto sopportando questo. Sono stato zitto, ho ingoiato. Capito, ma hai ho tutte le ricevuto. possibilità Questo non di è replicare. Una persona che può parlare di Liliana. Non può, perché non ci sono prove e testimonianze. Beh, sicuramente avrai querelato anche lui allora. Ma figuriamoci, lui ha querelato me, perché gli ho detto che è matto. Pensa, No, io volevo semplicemente fare un paio di domande a Sebastiano, visto che lui ne ha fatte io non tante a me. rispondo Io perché gli ho non hai risposto titolo di perché- parlare, è la sua fantasia questa. Bene, la mia fantasia di adesso mi preme a fare la domanda a Sebastiano: come mai il 30 di dicembre, dopo aver parlato 2 ore prima con il suo parente Visintin che alleva api, Guarda, 2 la ore balla prima alle più grande 19 di ha questo parlato mondo. con lui, nello stesso... No, ma come la balla? La 2 balla, ore, sono perché le lì siamo lezioni a 1 telefoniche, non chilometro e raccontano mezzo dal balle. paese Sebastiano, dove sono tutti Sebastiano, Alle ore 19 Sebastiano ha parlato alle ore 19 con questo parente Visintin che abita a meno di 2 chilometri. Esattamente 2 ore dopo suo figlio in quello stesso posto circa rimane impaltanato e lui, anziché chiedere aiuto a questo parente con il quale ha parlato 2 ore prima ed è lì a 2 passi, chiede una corda prima a Nasti Salvatore 50 km a Trieste e subito dopo a Raguseo in Carnia 100 km, quando ha un parente a 2 km. Come mai chiede la corda? Assolutamente non è vero, perché a qualche chilometro giustamente c'è il paese di San Martino dove tutti si chiamano di cognome Visintin. Io ho degli amici lì, però io non credo di aver chiamato... Ma se lo dice lui, allora chiamiamo Dario, penso che sia l'unico che io rapporti. Era Dario che era un mio... Sì, ho capito. La procura telefonico. deciderà cosa fare. Sebastiano ha intercettato quasi certamente quella mattina Liliana perché non ha portato i coltelli dove ha detto che li portava la mattina, perché li ha consegnati la sera del 13. La sera del 13, lunedì, Liliana è rimasta per mezz'ora ferma in macchina ad aspettarlo. Lui era in Galleria Rossoni, ha posato lì i coltelli la sera del 13, anziché la mattina del 14. Claudio, perdoni, per essere lì lei per sta una mattina. dicendo una cosa trovato. gravissima. Loro bene, aspetta sono Carmelo, localizzati scusami, volevo far assieme in via partecipare. Battisti. In via Battisti hanno la stessa cella. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.